Benvenuti in questa nuova puntata del progetto Mangio Bio Siciliano. Stiamo percorrendo un lungo viaggio insieme a voi alla scoperta dell'agricoltura biologica in Sicilia e abbiamo avuto la possibilità in questo periodo di scoprire, appunto, comprendere meglio le caratteristiche, le peculiarità, le metodiche dell'agricoltura biologica, ma soprattutto i vantaggi per l'ambiente e per la nostra salute. Io mangio bio siciliano, guadagno salute, sostengo un'economia locale e rispetto l'ambiente. Oggi facciamo tappa a Castel di Tusa ad accoglierci Placido Salamone per parlare di cereali biologici, ma non solo. Quindi Placido, a te la parola intanto per presentarci la tua azienda. Sì, grazie, benvenuti qua a Castel di Tusa, dove praticamente ha sede la mia azienda, che chiaramente è dislocata anche a Nicosia e anche a Mistretta, e a Santo Stefano abbiamo anche il nostro punto vendita. Qui abbiamo il nostro laboratorio, è un laboratorio polifunzionale. Polifunzionale significa che praticamente noi lavoriamo tutte le produzioni, tutto ciò che produciamo in azienda, produzioni vegetali intendo, e quindi realizziamo appunto dai prodotti conservaturieri, confetturieri e anche chiaramente le farine che intendiamo. Chiaramente i cereali come appunto l'avena, come appunto il grano, e anche diciamo altre tipologie di farina, come per esempio facciamo anche le farine di castagno, le farine di carrube, le farine insomma tratte anche da altri vegetali. Cosa significa nello specifico produrre in maniera biologica? Biologico significa attenersi a tutto un sistema di regole, di dettami che prevedono innanzitutto l'impiego di sistemi naturali di coltivazione e chiaramente il divieto assoluto di impiego di sostanze chimiche. Quindi questa è, diciamo, la regola base, il comandamento principale. Poi diciamo è tutta una filosofia il biologico, anche sul procedimento artigianale del lavoro, sulla puntualità e ortodossia nei procedimenti, nell'impiego degli ingredienti, nel rispetto della natura, anche il rispetto anche come imprenditori dell'ambiente naturale, quindi lavorare in perfetto equilibrio con la natura per noi significa anche lavorare in biologico, significa essere in armonia con il nostro ecosistema. È una scelta nata di pari passo con la tua azienda oppure è arrivata dopo? No, è sempre stato qualcosa di naturale. Diciamo che la fortuna, insomma, di noi siciliani è quella di non avere avuto contaminazioni in questo senso, quindi già fin da giovani, fin da piccoli viviamo a contatto con le nostre realtà aziendali che non sono state mai diciamo in contrasto, insomma, non abbiamo avuto mai dei sistemi di produzione intensivi, abbiamo sempre lavorato in un sistema naturale fatto in armonia anche con l'ambiente circostante, sia nell'allevamento sia nella coltivazione. Placido, cosa ci mostrerai oggi? Io so che parleremo soprattutto di cereali, quindi di grano, di avena, prodotti che in realtà abbiamo già imparato a conoscere, perché con le nostre telecamere siamo stati insieme a te ad assistere ad un momento particolare, la mietitura di questi cereali, e quindi possiamo già vedere un po' come è andata il raccolto? Diciamo, abbiamo terminato, eravamo a giugno, abbiamo terminato la mietitura dell'avena e del grano. E dopo questa fase, diciamo, il grano viene insaccato e le sementi poi successivamente a settembre vengono pulite e il risultato finale lo vedete qua. Questo è il risultato della mietitura, adesso c'è solo la fase della trasformazione. Sì, adesso poi passiamo alla fase proprio più specifica della trasformazione di questo prodotto, perché il risultato finale che otterremo sarà la farina d'avena e poi nello specifico ci soffermeremo nella preparazione invece del latte d'avena. Vediamo anche il grano. Qui sì, qui abbiamo invece grano, questo è il grano rusticano, fa parte insomma della tradizione delle varietà dell'Italia meridionale, è un grano particolarmente indicato nella preparazione della farina per pasta, quindi è un grano italiano, è un grano di eccellenza, non rientra tra i grani antichi, però rientra tra i grani italiani di qualità.
Allora, io direi di vedere insieme le immagini della mietitura, un momento emozionante anche perché al lavoro abbiamo visto dei giovanissimi ragazzi di appena 20 anni innamorati della Sicilia, desiderosi di scommettere il loro futuro, rimanendo in questa meravigliosa terra, lavorando per il bene di tutti, soprattutto della natura. Siamo in contrada Casaleni nel territorio di Nicosia, all'interno di un'azienda agricola, azienda cerealicolo-zootecnica, in un momento particolare che è quello legato alla fase della mietitura, della raccolta dei cereali. Lei ha deciso di puntare sui prodotti bio, proseguendo anche un'attività portata avanti da generazione in generazione. Sì, la nostra è una tradizione antica, con me si giunge alla 6ª generazione. Per adesso siamo in una fase dove, qui proprio alle mie spalle, si sta procedendo alla mietitura. Il processo di lavorazione, come potete vedere, è un processo che avviene ormai totalmente meccanizzato, eccetto poi le fasi di insaccatura dove si procede all'insaccamento appunto delle semente e la conservazione in magazzino. Come prima fase, a cui segue poi successivamente la fase di trasferimento in laboratorio e trasformazione. Questo è un campo di avena bio. Esattamente, sì. Noi abbiamo tre tenute, qui in questo momento sott'occhio, e sono una a grano, una d'orzo e una d'avena. Le produzioni sono destinate in parte all'alimentazione, perché viene trasformato in sottoprodotti vari, e in parte all'alimentazione degli animali, perché facciamo anche zootecnia e l'alimentazione per un'azienda che lavora secondo i dettami dell'agricoltura biologica è importantissima. Vi occupate anche della trasformazione del prodotto? Esattamente, sì. Noi abbiamo un laboratorio alimentare a Tusa, è un laboratorio polifunzionale, significa che trasforma tutte le produzioni che vengono all'interno della nostra azienda. Quindi dalla produzione orticola alla produzione cerealicola, all'olio, cioè alle olive, all'olio e quant'altro. Da questo prodotto specifico della produzione cerealicola noi ricaviamo una farina integrale, che poi viene, nel caso del grano, viene indirizzata verso la pasta, oppure venduta proprio a farina per chi vuole fare focacce, pizza e quant'altro. Oppure viene indirizzata, nel caso dell'avena, nella produzione di latte d'avena, nella produzione di farina d'avena, che serve poi anche per biscotti, fiocchi d'avena e quant'altro, prodotti della prima colazione. Stiamo assistendo alla mietitura, adesso quali sono le prossime fasi? Vediamo già un silos pronto? Sì, una volta che la mietitrebbia entra in azione, viene già all'interno della macchina stessa una separazione e l'inserimento delle semente, che poi vengono trasferite in un silos di trasporto e nella fase successiva trasportate in azienda per l'insaccatura. Tutto verrà trasferito in un silos.
Ed è terminata la giornata di mietitura. Sì, finalmente è terminata. Anzi, è terminata direttamente la campagna. Oggi è stato l'ultimo giorno di trebbiatura con i miei mezzi. Qui dietro le tue spalle una mietitrebbia. Sì, questa è una mietitrebbia, la Verde 2450, comprata 2 anni fa e posso dire che è una bellissima macchina per me. Mietitrebbia perché da un lato fa la mietitura e dall'altro la trebbiatura? Sì, allora questa mietitrebbia funziona che taglia il grano, solo mangia, lo sgrana, pulisce il frumento, cioè con una ventola forte pulisce il frumento e lo raccoglie, che poi viene scaricato nel lanciagrano, chiamato lanciagrano, che questo mezzo serve per, detto lanciagrano, per scaricare il grano in qualsiasi posto. Grazie a tutti. Ti abbiamo visto alla guida appunto della mietitrebbia, ma tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 20 anni c'ho, fin da piccolo che guida questi mezzi, sia trattore che mietitrebbia. Come è nata la passione? È nata già da piccolo perché mio padre giustamente fa questo mestiere. Oggi non c'è, però mi ha lasciato a me. E ha sempre fatto questo mestiere, quindi io già sono nato dentro questo mestiere, mi piace fare questo mestiere. Quindi non è vero che i giovani non vogliono lavorare la terra? E i giovani vogliono lavorare la terra, solo che non lo so, molti se ne vanno, non capisco anche il perché, però. C'è lavoro in Sicilia? Sì, c'è, molto, sì, abbastanza. Però, come ho spiegato, non capisco il perché se ne vanno. Tu hai deciso di restare in questa terra, restare nella tua Sicilia. Qui... Per andare avanti anche la Sicilia, perché se ne vanno tutti, che prima o poi i vecchi, chiamiamoli vecchi, i nostri padri, gli anziani, prima o poi non ce la faranno più, quindi questi terreni resteranno allo sbaraglio, per esempio lì, senza raccoglierli, quindi non frutterà più la terra della Sicilia. È un mestiere, un'attività, un lavoro faticoso il tuo? Sì, molto faticoso. Per esempio io sono partito con la mietitrebbia il 4 di giugno e ad oggi non mi sono riposato nemmeno un giorno, non ci sono né domeniche né festività, però io sono contento. Per esempio oggi è l'ultimo giorno, da domani mi rilasso, però io la sera, anche se faccio 15, 16, 17 ore di lavoro, mi sento soddisfatto del lavoro che faccio. Ci sono alcuni tuoi coetanei che magari passeggiano, vanno al mare? Ci sono molti coetanei miei che mi vengono ad aiutare, solo che fanno 1 o 2 giorni e poi se ne vanno perché non riescono a sopportare questo lavoro. E vabbè, ognuno ha il proprio mestiere, ognuno ha i propri obiettivi. Pensano al divertimento, ma vuol dire che si trovano bene così. E questa giornata di lavoro è terminata? Meno male. Come è andata? Benissimo, tutto bene. Cosa abbiamo raccolto oggi? Orzo, avena, grano. Queste 3 cereali. Vediamo lì dietro le sue spalle. Sì, le abbiamo sistemate, vengono immagazzinate per tutto l'anno che andremo poi un altro anno poi a riseminare e per gli animali li usiamo. Da quanti anni svolge questo lavoro? Un 20 anni direi. È riuscito a tramandare anche a qualcun altro? Sì, ci sono i miei figli, piace molto questo lavoro, però non so se lo faranno. Non è un lavoro facile, è un lavoro duro, voi l'avete visto, non è che è un lavoro non da tutti, ecco. Ci vuole la passione per poterlo fare. Lei esattamente di cosa si occupa? Ma io mi occupo un po' di tutto, della semina, della raccolta, degli animali, dei cavalli, dei bovini, un po' di tutto, quello che c'è nell'azienda di Salamone. Si lavora tutti i giorni perché è un lavoro. Sì, certo, qua in ferie non ci possiamo andare. Alla fine c'è tanta fatica ma ci sono anche tante soddisfazioni. Sì, sicuramente, le soddisfazioni ci sono, anche perché mi trovo bene in questa azienda, se no non sarei stato qua tutti questi anni. Sì, soddisfazioni ci sono. Vedere poi il frutto della terra regala un'emozione unica. Certo, sicuramente, il frutto della terra è bello, sarebbe meglio se sarebbe più valorizzato. Come abbiamo visto in questi anni è stato poco valorizzato. Quest'anno hanno cominciato un pochettino a dare valore ai cereali e a tutto quello che è nella campagna. Non è
facile portare avanti un'azienda agricola, ve lo posso assicurare, ci sono tanti problemi e oggi ce ne rendiamo conto perché le cose mancano, perché i cereali mancano e perché i nostri politici non ci hanno mai aiutato. Beh, speriamo di fare meglio, speriamo di riuscire a continuare questo lavoro, non lo so se ce la facciamo. Abbiamo visto anche qualche giovane impegnato oggi in prima linea, ecco, tutto ciò fa ben sperare per il futuro. Sono i miei figli, io questa passione ce l'ho e ce la tramando. Se loro vorranno continuare e se si potrà continuare, speriamo. Anche perché questi sacrifici che facciamo non penso che andare persi sarebbe veramente un peccato, sinceramente. A lei, che è stato uno dei primi a puntare sui prodotti bio, le chiediamo perché consumare i prodotti bio, quali sono i vantaggi? I vantaggi sono che c'è un pochettino di controllo. Il prodotto bio praticamente è un prodotto, specialmente con quello che riusciamo a presentare anche alle giovani delle nostre aziende e tutto, in cui mettiamo sul mercato un prodotto sano, un prodotto che non ha concimi chimici, perché il prodotto bio questo è. Non deve avere concimazioni inorganiche, deve avere concimazioni organiche, sia di quello che lascia gli animali del terreno, sia praticamente, di concimi che dovrebbero essere sempre naturali comprati, che costano appunto molto. Quindi il biologico, ma giustamente noi abbiamo da una parte notevoli spese col biologico, una riduzione c'è, perché ritorniamo un passo indietro con quando si produceva con la Kyoto. Non abbiamo livelli appunto alti, però giustamente dovrebbe essere rivalutato. Un prodotto non si può vendere al prezzo che si è venduto fino a qualche mese fa, dovrebbe avere giustamente una giusta risposta economica. Ai giovani vuole lanciare un messaggio? Ma ai giovani io posso lanciare un messaggio. Il messaggio è praticamente che chi ha praticamente un fondo, chi ha del terreno, delle cose, di pensarci. Perché io non lo so, ma io penso che il futuro non sarà tanto leggero, il futuro si presenta. Quindi l'agricoltura, non perché lo vogliono i nostri politici, ma per causa di forze maggiori sarà rivalutato. Un grande lavoro quello della mietitura, forse un po' meno faticoso per fortuna rispetto al passato, perché oggi i mezzi ci aiutano un po'. Più meccanizzato, certamente, sì. Oggi la tecnologia, diciamo negli ultimi 60 anni, diciamo, ha fatto passi da gigante e questo ha consentito anche chiaramente di accelerare, intensificare la produzione e anche migliorare, insomma, l'approvvigionamento, diciamo, di questa materia prima, che rappresenta, insomma, un aspetto molto importante anche nel campo dell'alimentazione mondiale. Quindi questo sicuramente ci ha aiutato molto, ci aiuta molto nel nostro lavoro. Parliamo di cereali biologici, significa che il metodo di produzione, di coltivazione sfrutta la naturale fertilità del territorio, non va ad alterare l'equilibrio naturale. Sì, avete visto come i campi che vengono mietuti sono spesso intervallati con delle specie, a volte anche di piante, che non sono quelle da mietitura. Questo perché? Perché nella coltivazione biologica accade che le particelle, cioè i semi, volano anche da altre parti dei campi e chiaramente c'è una commistione. È la dimostrazione della lavorazione naturale. In natura ovviamente succede questo. Nei campi specializzati si usano i fertilizzanti per uccidere tutte queste piante, noi invece usiamo il sistema naturale e quindi mietiamo anche con queste piante. Oltre che rappresentare un vantaggio per la natura, questo rappresenta poi indiscutibilmente un vantaggio per la salute anche del consumatore finale. Sì, certo, poi anche cambiano i sapori, perché una farina di integrale non ha le stesse caratteristiche nutrizionali e cambia tutto, praticamente è tutto un procedimento che rispetta l'ecosistema, che non distrugge, che anzi si integra nel contesto naturale.
Abbiamo visto l'avena, ci soffermiamo un po' su questo prodotto che prende sempre più piede sul mercato? Sì, l'avena ha molte potenzialità. In campo agricolo viene impiegata in allevamento perché è un ottimo nutriente, soprattutto in allevamento, soprattutto per gli equini, ma anche diciamo, in allevamento, anche nell'integrazione anche alimentare che viene utilizzata negli allevamenti in stalla. Mentre per quanto riguarda la produzione animale, l'avena ha un largo impiego, soprattutto come sostituto del latte, perché l'avena è molto impiegata come latte vegetale, quindi il latte vegetale, cioè per insofferenze di lattosio, è l'unico latte digeribile. E noi produciamo appunto questa tipologia di latte insieme anche al latte di soia, rappresenta, diciamo, le due tipologie, insomma, più richieste sul mercato. Cosa ci fai vedere oggi? Cominciamo innanzitutto procedendo per tappe, perché essendo un laboratorio artigianale noi non procediamo attraverso un ciclo Clusio, ma attraverso un ciclo artigianale, quindi seguiamo le tappe passo per passo. Noi prendiamo inizialmente questa avena, certamente l'avena, considerate, deve seguire una fase di pulitura. Questo procedimento di pulitura avviene, diciamo, al mulino, all'interno di un mulino, perché, diciamo, richiede dei macchinari specializzati nella pulizia. Stesso discorso vale anche per il grano. La pulizia è una base fondamentale perché dalla pulizia ne dipende anche il sapore e il gusto dell'avena, che non deve essere comunque mai alterato. Quindi è la prima tappa. È la prima tappa. Una volta che l'avena è pronta, ricominciamo la realizzazione del semilavorato. Ora accendiamo la macchina. Benissimo, prendiamo l'avena, delicatamente cominciamo a realizzare questo semilavorato. Questi sono dei dischi in ceramica, esattamente come il grano, che lavorano ad una velocità controllata, l'avena, in maniera che non si deteriori il prodotto, che non si danneggi. E già avviene attraverso questo lento processo, perché deve essere fatto molto delicatamente questo lavoro, avviene la separazione della farina dall'involucro esterno, che comunque è sempre presente qua dentro. Questa è la prima fase di lavorazione, la produzione del semilavorato. C'è da dire che quello che è importante, soprattutto nella fase di lavoro, è la pazienza e la lentezza nel lavoro, che è alla base, perché i procedimenti veloci rischiano di danneggiare il prodotto, quindi ne danneggia, risulta un prodotto, diciamo, con delle proprietà inferiori a livello qualitativo. E vedete qua, già nella mia mano rimane la farina. La farina d'avena è molto delicata e soprattutto è una percentuale bassissima, non è neanche paragonabile a quella del grano, è una percentuale, per conto, su ogni chilo del 2%, quindi è proprio un quantitativo irrisorio, e questo rende chiaramente la farina d'avena molto più preziosa, chiaramente anche per tutto, sia per l'acquisto sia per la lavorazione e per quant'altro. Dunque ritmi lavorativi molto più lenti per un prodotto delicato che va rispettato e preservato nella sua massima qualità. Esatto, questo è il Made in Italy, esattamente questa, artigianalità, massima cura nel dettaglio, massima precisione, è la nostra filosofia, la filosofia anche del Made in Italy, dopo tutto. È una scelta importante questa per un'azienda artigianale che ovviamente non può garantire elevate quantità poi di resa di prodotto. Sì, no, ma con questo sistema chiaramente non si va a puntare sulla quantità, si va a puntare più che altro sulla qualità, perché, diciamo, il cliente che ha un'esigenza di questo tipo di prodotto non bada ai costi, ma necessità della qualità e dell'attenzione nella lavorazione. Teniamo presente anche che l'avena rientra tra i prodotti a bassissimo contenuto di glutine. Addirittura ci sono studi che lo prendono come sostituto anche in certi cereali, proprio per chi è intollerante al glutine.
quindi chiaramente è anche un prodotto molto indicato per chi ha queste tipologie di problemi. Intolleranze alte non è consigliabile, ma per lievi intolleranze può essere un sostituto benissimo ideale per la pasta. È piuttosto tollerabile. Sì, ha un bassissimo contenuto. Dunque questa è la prima fase di lavorazione. La farina che si ottiene è ancora una farina abbastanza rustica? Sì, questo è un semilavorato. Qui abbiamo la farina e le fibre. Dopo che terminato questa fase, passiamo alla fase numero 2. Terminata questa prima fase non abbiamo ancora una farina del tutto completa, utilizzabile, c'è dell'altro. Certo, ovviamente questo semilavorato che abbiamo preparato lo andiamo a inserire all'interno del nostro cernitore. Questo è un cernitore, qua abbiamo messo già della farina, andiamo a prendere il contenuto di questo semilavorato e lo andiamo a versare all'interno di questo cernitore. Qual è il compito del cernitore? Ora questo lentamente come il lavoro di un cernitore separerà e uscirà fuori la nostra farina d'avena. C'è chiaramente all'interno una maglia a una misura ben stabilita che consentirà la giusta granulometria della farina, perché le farine, è importante dirlo, hanno una specifica granulometria che è stabilito dalla rete che andiamo a inserire all'interno del nostro cernitore. Dunque la grana della farina può variare in base anche alla destinazione d'uso poi del prodotto? Sì. Generalmente la granulometria è molto importante perché da questo deriva anche la tipologia di prodotti che andiamo a realizzare, il sapore, il gusto, tutto dipende anche dal quantitativo di farina che noi andiamo a impiegare e la maniera come la lavoriamo. Ecco perché a volte delle ricette richiedono certi tipi di farine specifiche di certe marche, apposta perché hanno un metodo di lavoro indicato per quel tipo di ricetta, per quel tipo di prodotto. In questo caso quale grana vogliamo ottenere? Piuttosto fine o un po' più grossolana? Stiamo facendo una farina abbastanza fine, abbastanza delicata. Quindi indicata per essere poi trasformata ulteriormente come? Le farine indicate le farine fini sono particolarmente indicate in questo caso per la realizzazione del latte e per la realizzazione anche dei biscotti, perché hanno bisogno questi tipi di tipologie. Infatti qua abbiamo un esempio di biscotti all'avena realizzati. Questi sono per esempio dei biscotti realizzati con la nostra farina d'avena. Come si vede sono biscotti abbastanza delicati, nel senso poi nel sapore uno li valuta meglio, però anche alla vista si vede che sono biscotti molto la farina è fondamentale in questo processo, è fondamentale. Come vedete qui scende gradualmente, pian piano fa il suo percorso, poi una volta che si conclude questa fase che è un po' lunghina perché ci vuole tempo. Infatti, anche questa è un po' lenta. Sì, infatti quando si fanno questi lavori qua non si fa soltanto questo, si sta a guardare. Nel frattempo in laboratorio si preparano altre cose, sono dei processi lavorativi che si fanno in contemporanea con tanti altri che si fanno. C'è tutta una catena. Esatto, per ottimizzare i tempi su tutto. E una volta preparati i prodotti andiamo poi a confezionarli, perché ovviamente il prodotto per una questione igienica va sempre tenuto ben conservato all'interno nei nostri magazzini. E poi successivamente pronto, una volta raggiunto un certo quantitativo di prodotto, alle preparazioni che vogliamo indicare. Quindi se nel caso specifico dei biscotti chiaramente li portiamo a una pasticceria specializzata per preparare i nostri biscotti all'avena. Nel caso invece specifico del latte d'avena continuiamo il nostro procedimento qua in laboratorio. Diciamo che comunque solamente con 2 passaggi riusciamo già ad ottenere il prodotto finito, quindi una farina utilizzabile anche a casa, no? Sì, certo, è una farina, si possono realizzare a casa semplicemente con la farina d'avena i pancake per esempio di avena, che sono un ottimo elemento della prima colazione. Quindi basta semplicemente acqua e farina per ottenere subito un prodotto da prima colazione, che poi si possono aggiungere con delle creme, diventa ancora più appetitoso.
Nella preparazione di dolci la farina di avena può essere utilizzata da sola o va abbinata anche ad altri tipi di farine? Nei dolci spesso per una questione diciamo lavorativa si possono creare delle miscele perché come tutte le problematiche dei prodotti delle farine con basso contenuto di glutine è la capacità di legare. Quindi il più delle volte nascono delle problematiche di questo genere. Quindi per chi non ha problemi legati al glutine consigliamo sempre di una miscela con la farina zero, che è un ottimo aggregante per le farine, quindi una miscela al 50% rende un prodotto diciamo indicato per questo tipo di lavorazione. Per chi invece ha problemi diciamo di intolleranza al glutine, consigliamo invece come sostituto della farina zero la farina di riso, che è un ottimo diciamo equilibratore e realizza anche un ottimo prodotto perché trasmette anche una certa dolcezza al prodotto. Questo può facilitare un po' le cose per chi magari non ha abbastanza dimestichezza e vuole realizzare degli impasti facilmente. Perché lavorando ovviamente dobbiamo anche testare i nostri prodotti e facciamo anche delle prove di laboratorio, infatti si vede. Per quanto riguarda il sapore, anche il profumo di questa farina, riusciamo a descrivere un po' le differenze rispetto ad una farina zero? Allora, il gusto dell'avena è un gusto inconfondibile perché è un gusto forte, quindi il più delle volte è una farina proteica, quindi è altamente energizzante, quindi è un prodotto che noi consigliamo già di sé senza aggiunta di altro. Anzi, una miscela rende il prodotto molto più delicato e molto più digeribile a livello, quindi consigliamo sempre le miscele, anzi noi li prepariamo anche nelle vendite per rendere il prodotto molto più funzionale ai nostri clienti. Nel caso specifico invece del latte, quello deve essere latte d'avena, poi spetta soltanto al cliente sapere misurare quanto berne, deve avere il sapore del latte. Fase 2 ultimata, abbiamo detto una grana sottile per questa farina perché ci serve per trasformarla in latte. Vediamo come? Esattamente, ora prenderemo una porzione di questa farina misurata, prenderemo un 500 grammi di farina di questa farina d'avena e realizzeremo invece il nostro latte d'avena. Su 500 grammi di farina d'avena metteremo 3 litri di acqua e li metteremo dentro una ciotola e li lasciamo a riposare all'incirca per 4-5 ore. È fondamentale questo passaggio perché è un lasso di tempo abbastanza lungo. A cosa serve? Le condizioni sono quelle ideali per la preparazione, insomma per la fuoriuscita appunto di tutti quegli elementi che consentono la preparazione del latte. Infatti dopo 4-5 ore questo comincia ad essere il risultato. Già questo è il latte di sé, questo è il latte d'avena che esce fuori dalla fase di... L'acqua riesce a catturare il sapore e le sostanze della farina. Esattamente. Poi chiaramente dopo questa fase è giusto dare una mixata. Ovviamente qui dentro troviamo tutte le particelle solide perché abbiamo eliminato perché adesso il prodotto è pronto e passiamo alla fase finale, quella della torchiatura. Quindi qui è la nostra avena. Ora la cominciamo a inserire dentro il nostro torchio. Ovviamente prima abbiamo messo un canovaccio perché la parte solida deve trattenersi e dobbiamo far uscire soltanto il liquido. In poche parole dobbiamo filtrare questo liquido. Esattamente, dobbiamo fare un'operazione di filtrazione.
È un procedimento abbastanza semplice, forse più di quanto si possa pensare. Sì, è un procedimento molto semplice che serve anche per, deve essere svolto diciamo celermente anche perché il consumo del latte è un consumo giornaliero, quindi non può essere un procedimento eccessivamente lungo, sarebbe impraticabile. Invece è un procedimento, dopotutto è semplicemente un'estrazione quella che si fa del latte d'avena e quindi è un procedimento di per sé abbastanza elementare. Anche il latte può avere diversi utilizzi perché oltre ad essere bevuto può anche ulteriormente essere utilizzato proprio nella preparazione di dolci. Sì. Il latte vegetale può avere diversi impieghi, diciamo, anche in cucina. Addirittura si può realizzare con il latte vegetale, si possono realizzare le creme spalmabili. Noi lo facciamo, noi prendiamo anche questo latte e poi lo impieghiamo come elemento, congiunto anche con gli oli vegetali, nella realizzazione di creme spalmabili vegetali, vegane, ma si possono realizzare anche attraverso si possono creare anche dei purè. I purè si fa con il latte e chiaramente un sostituto al latte animale può essere il latte vegetale. E tra l'altro è molto anche più digeribile, diciamo, a livello. Quindi un'ottima alternativa dal punto di vista nutrizionale, poi per chi segue un regime anche vegano Allora, sì, e per chi ha delle intolleranze al glutine, quindi diversi vantaggi. È dimostrato che il latte vegetale, appunto per le sue alte diciamo, capacità proteiche, è un ottimo sostituto al latte animale, quindi si sostituisce tranquillamente, non ci sono problemi. Infatti ormai è diventato un elemento sempre più diffuso anche nei nostri scaffali. Diciamo che non rientra nella nostra tradizione perché diciamo, noi europei e in particolare noi diciamo, europei dell'area mediterranea prediligiamo sempre il latte animale, mentre la cultura invece del latte vegetale è specifica più che altro delle aree invece dell'Asia dove c'è una forte produzione soprattutto anche della soia e questa è una questione anche diciamo climatica, mentre l'avena noi la impieghiamo più che altro per questioni anche di allevamento nell'alimentazione animale. È diventato poi diciamo una faccenda anche culturale quella di consumare il latte animale invece del latte vegetale. Tuttavia sta cambiando qualcosa, soprattutto nelle abitudini dei più giovani. Sì, certo, cambia, soprattutto nelle giovani mamme che sono molto più attente insomma, anche alla dieta alimentare dei propri figli. Il cambiamento è lì, diciamo, nei giovani in sé per sé questo processo arriva soltanto dopo una certa età. Però diciamo, dopo una certa fase, diciamo, le nuove generazioni, le generazioni diciamo, post-industriali che hanno conosciuto il boom industriale, che hanno visto anche gli effetti a volte deleteri anche di certi tipi di produzioni, certi tipi di prodotti, hanno constatato insomma, l'esigenza insomma, di cambiare, di migliorare la propria dieta. Siamo pronti. Stiamo ultimando, adesso allora andiamo a pressare il contenuto di questo torchio. Anche qui un ulteriore procedimento lento per ottenere un prodotto di qualità. Esatto. Tutto deve svolgersi abbastanza lentamente, ovviamente ora man mano che si va spremendo il concentrato diventerà più intenso. Il prodotto finale sarà del tutto naturale, quindi poi come avviene la conservazione? Il processo avviene attraverso un'ulteriore poi fase di pastorizzazione, perché questo processo deve essere poi il prodotto finale che si ottiene.
Questo è il latte d'avena, dopo che viene invasettato, viene pastorizzato a una temperatura controllata perché non deve superare un grado di temperatura di 40 gradi perché altrimenti si deteriora il prodotto. Il latte è un prodotto delicato, quindi ha bisogno di una pastorizzazione lenta e in 2 fasi. Quindi non basta una sola pastorizzazione, vengono 2 fasi di pastorizzazione e si passa poi diciamo alla fase 2. Un altro passaggio portato a termine. Avevamo utilizzato 500 grammi di farina di avena insieme a 3 litri di acqua. Quanto latte abbiamo ottenuto? Allora, ora lo pesiamo, vediamo esattamente quanto abbiamo realizzato, così, perché il quantitativo è legato anche al valore dell'avena. In linea di massima, su 500 grammi di avena e 3 litri di l'acqua dovrebbero venire fuori circa 4 litri di avena. Questa è la misura indicata. Ovviamente qua siamo ancora a metà del nostro percorso, qui bisogna spremerlo ancora di più e quindi vediamo un po' quanto ne abbiamo fatto adesso. Sono passaggi che richiedono molta pazienza perché non è possibile velocizzare i tempi. No, assolutamente, bisogna andare con molta tranquillità, ogni passaggio come vedete è lento, graduale, man mano che scende il torchio la pressa fa uscire il liquido. Il latte ottenuto è già filtrato, non ha bisogno di altro, altre lavorazioni. No, assolutamente. Possiamo andare ad imbottigliare? Sì, si può andare a imbottigliare già così. Per un'esigenza proprio di gusto, diciamo, nella fase proprio di preparazione si mette, cioè di pastorizzazione, si aggiunge anche una percentuale di zucchero e un pizzico di vaniglia che serve a dare insomma, un sapore più gradevole alla bevanda. Quindi il consumatore finale porta già a casa un latte gustoso, zuccherato, quanto basta, non ha bisogno di aggiungere altro. Basta di zucchero, quanto basta, esattamente come il latte animale ha una certa dolcezza, così anche il latte d'avena deve trasmettere diciamo, una percentuale di gusto dolce e quindi in questo caso bisogna aggiungerlo insomma, esternamente. Procediamo. Si sente già il profumo di buono? Sì, si sente l'avena fresca che è già... Allora noi perché adesso lo invasettiamo perché in ogni maniera bisogna sempre proteggere il prodotto dagli agenti esterni, quindi va preso, va tappato e va chiuso e va pastorizzato in una prima pastorizzazione. Dopo questa prima pastorizzazione noi procediamo poi alla seconda fase, che è quella della preparazione della bevanda, che prevede appunto la preparazione insomma, dell'aggiunta dello zucchero e diciamo, dell'aroma, che io consiglio la vaniglia perché è abbastanza delicato e, diciamo, e si sposa bene insomma, con quel sentore di latte che deve avere anche questo latte vegetale. Una volta messo in vendita, qual è la conservazione, la durata? Allora, noi consigliamo, anche per chi vuole avere un prodotto sempre genuino, fresco, di ordinarlo il prodotto. Evita qualunque passaggio
di conservazione, perché le conservazioni sono essenziali per la durata del prodotto, però quasi sempre determinano una perdita anche nel valore nutrizionale del prodotto. Vuoi non vuoi, il calore genera questo effetto. Quindi il primo consiglio è, se c'è la possibilità di ordinarlo e di consumarlo giornalmente. Per chi non è in possibilità, vuole invece acquistarlo come prodotto, lo può semplicemente comprare pastorizzato, e in quel caso la conservazione del prodotto è di 2 settimane. Una volta portato a casa è aperta la bottiglia, si conserva in frigorifero? Sì, bisogna tenerla rigorosamente in frigorifero, e la durata in frigorifero è di 3-4 giorni. Placido, io so che il latte di avena nel tuo laboratorio è il punto di partenza anche per un altro tipo di prodotto. Esattamente, sì. Con latte d'avena possiamo anche realizzare lo yogurt vegetale, indicato soprattutto per chi è intollerante al lattosio. Non dobbiamo confondere il fatto che per realizzare lo yogurt ci vogliono i fermenti lattici. Ci sono anche dei fermenti realizzati appositamente per la preparazione di yogurt vegetali, e impiegando quei giusti fermenti noi otteniamo anche il nostro yogurt vegetale con latte d'avena o con latte di soia. Quindi si riesce ad ottenere un prodotto al 100% sicuro anche per chi ha delle intolleranze. Esattamente, non solo, anche la ricotta. La ricotta notoriamente si fa con il latte animale, ma noi realizziamo anche il tofu esattamente impiegando il latte d'avena e il latte di soia. Sono i due latti che noi impieghiamo. Il latte di soia chiaramente ci riforniamo verso aziende specializzate che lo producono, non lo produciamo noi. Il latte d'avena invece è un lavoro puramente nostro, ed è un sostituto anche per esempio dei latticini anche in questo campo, ed è una frontiera su cui noi ci stiamo affacciando negli ultimi anni. È incredibile come dall'avena coltivata in Sicilia con metodologie biologiche rispettose dell'ambiente si possa ottenere un'infinità di prodotti che poi vanno incontro anche alle esigenze di ogni tipo di consumatore. Esatto. Si può spaziare dalla prima colazione, dai prodotti per la prima colazione, ai prodotti anche di contorni, al prodotto dolciario, insomma si può impiegare in tanti ambiti veramente. Per prodotti tra l'altro che possono amare anche i più piccoli, e quindi l'avena può essere inserita nell'alimentazione di chiunque, anche dei bambini appunto. Sì, ma già da decenni si usano i fiocchi d'avena, quindi non è un prodotto sconosciuto nelle famiglie, è soltanto un prodotto che va meglio conosciuto, meglio pubblicizzato. E soprattutto è un prodotto che noi facciamo, perché non è un prodotto che bisogna esportare, importare direttamente da chissà quale altro paese. È un prodotto che l'Italia produce, e anche la Sicilia in particolare. Le condizioni climatiche e il terreno siciliano offrono le condizioni appunto idonee alla produzione di avena? Sì. La Sicilia è una terra che è vocata alle produzioni cerealicole, al grano, all'orzo, all'avena, e chiaramente queste condizioni climatiche consentono di fare delle ottime produzioni. L'avena chiaramente è uno di quei prodotti che crescono bene e che quindi si possono coltivare nei terreni, soprattutto dell'entroterra siciliano, che è particolarmente vocato a questo tipo di coltura. Io approfitterei di questo prodotto fresco per assaggiare, non perdo sicuramente occasione di assaggiare questo latte. Placido, sei riuscito ad incuriosirci, però prima di farlo insieme vorrei passare la parola alla dottoressa Lidia Lioprinzi proprio per capire quali sono i vantaggi per la nostra salute e tutte le proprietà nutritive dell'avena. Un prodotto magnifico che ha tanti vantaggi per il consumatore finale. Un prodotto meraviglioso che abbiamo la fortuna di coltivare e poi di produrre sul nostro territorio siciliano. Un prodotto che ci permette, come dico sempre io, di fare prevenzione nutrizionale, perché la composizione dell'avena, pur non essendo un cereale antico comunque di produzione della nostra regione, ma proviene da altre regioni, effettivamente ha una
una composizione nutrizionale eccellente per tante motivazioni, dal contenuto maggiore, dalla percentuale maggiore di proteine e quindi facilmente utilizzabile e apprezzato dai giovanissimi o da chi decide di fare dei programmi nutrizionali iperproteici, chi decide quindi di svolgere attività sportiva in maniera costante ma non solo, chi decide di aumentare la propria massa muscolare o di avere più energia nell'arco della giornata. Una chicca e un'informazione che spesso non viene comunicata rispetto all'avena è la percentuale di grassi polinsaturi e in particolare di acido linoleico, per intenderci uno di quei componenti dell'olio d'oliva, quindi un antiossidante che ci permette di diminuire, di abbassare le percentuali di colesterolo nelle nostre arterie e quindi anche qui utile per tutte le patologie cardiovascolari, per l'ipertensione. L'avena è un prodotto, è un cereale utilizzato prevalentemente per chi ha problematiche per esempio a livello intestinale, perché ha una percentuale di fibre notevole e quindi utile sia per facilitare la motilità intestinale, ma soprattutto per chi ha delle problematiche con le iperglicemie o con l'insulinoresistenza, perché la percentuale di queste fibre permette di abbassare appunto la glicemia nel sangue. È stato visto, insomma, è documentato in diversi studi anche a livello europeo, ma non solo, anche insomma studi americani, che l'avena rispetto a tanti altri cereali, proprio per la presenza di queste fibre, riesce a mantenere la glicemia costante e quindi utilissimo utilizzarla nel diabete, e quindi per chi ha questa problematica, e sul nostro territorio diciamo che è una problematica abbastanza comune. Per chi invece ha delle intolleranze al glutine? Allora, diciamo che qui ci sono degli studi ancora in corso. In realtà la percentuale di glutine nell'avena è veramente esigua, quindi bassissima, tanto che chi ha delle resistenze al glutine la può utilizzare tranquillamente. La problematica relativa alla produzione invece di avena e al glutine è un'altra, e cioè quando l'avena viene prodotta nello stesso terreno di altri cereali come l'orzo, la segale. Ecco, bisogna evitare questa contaminazione e lasciar passare più tempo per poi fare la produzione di avena. Tanti vantaggi e pochissime controindicazioni. Possiamo dire che chiunque, al di là delle esigenze personali, può trarre beneficio dal consumo dell'avena. Assolutamente sì, l'avena ha un quantitativo di calorie, produce un quantitativo di calorie veramente molto basso, neanche un terzo di altri cereali, dei grani per esempio antichi siciliani, ma anche del frumento comune, quindi consigliamo di utilizzare l'avena anche se in piccole percentuali nella produzione di dolci, di ricette casalinghe, di ricette della tradizione, perché comunque nei tempi antichi, nei tempi passati, l'avena era un cereale abbastanza comune che veniva utilizzato in miscela con altri cereali per realizzare le ricette del nostro territorio. Proprio all'interno di questo laboratorio abbiamo appena visto come si può trasformare l'avena, partendo quindi dal chicco conservato dopo la mietitura, per poi passare a tante fasi di preparazione che possono regalare tantissimi tipi di prodotti, diversi tra loro, innanzitutto le farine con cui preparare dolci e quant'altro, ma anche il latte di avena che vediamo qui alle nostre spalle. Sì, assolutamente. Il latte d'avena, che è un meraviglioso sostituto delle altre tipologie di latte, non solo vegetali, quindi latte di soia, di riso, che magari non sappiamo appunto da dove provengono, quando in realtà ci sono queste produzioni di avena sul nostro territorio regionale, ma anche perché ha delle problematiche relative alla lattasi, quindi intolleranze al lattosio, perché non c'è più questo enzima, appunto la lattasi, che ci fa digerire il lattosio
lattosio e quindi il latte di origine animale come dovremmo, e quindi un po' un sostituto per le colazioni, ma anche per le merende, ma anche per i frullati. Quindi se vogliamo tornare agli sportivi o ai giovanissimi che spesso consumano questi frullati durante le merende, frullati appunto iperproteici prima o durante l'attività sportiva, e allora possiamo utilizzare il latte d'avena insieme alla frutta fresca e ad altra frutta secca, quindi mandorle, noci, nocciole, per creare delle buone merende proteiche e sane. Con quale frequenza possiamo inserire questo prodotto nella nostra alimentazione quotidiana? Quotidianamente possiamo consumare il latte d'avena proprio per il basso contenuto di calorie, per le percentuali di carboidrati, quindi di zuccheri complessi che ci danno un'energia a lento rilascio, per le percentuali di proteine, quindi utile è un buon alimento completo, insieme poi ad altre anche fibre come quelle della frutta fresca. Se poi si parla di un prodotto biologico, i vantaggi aumentano. Il prodotto biologico è sinonimo di sicurezza nutrizionale, di sicurezza in termini di salute. Quindi quando noi decidiamo di fare delle scelte che debbono essere delle scelte consapevoli, dobbiamo chiaramente ricercare dei prodotti che ci diano appunto sicurezza e che ci facciano comprendere quale sia la necessità per il nostro organismo e la scelta di un alimento appunto sano. Quindi dobbiamo assolutamente affidarci ad aziende che producono questi alimenti, aziende che siano comunque assolutamente certificate. Puntare sulla qualità e sulle produzioni a chilometro zero è fondamentale, così come è importante lavorare sulla consapevolezza dei più piccoli, che vanno educati ad una corretta alimentazione. Quando parliamo di prevenzione nutrizionale ne parliamo proprio in termini di prevenzione per le nuove generazioni, perché noi dobbiamo trasmettere non solo le informazioni relative alle tradizioni, alla conoscenza dei prodotti del territorio, ma le informazioni relative ai prodotti stagionali, sani, che siano utili per una crescita appunto adeguata, fisiologica, e per fare prevenzione di tutte le patologie che sono incombenti sul nostro territorio, ma anche di allergie e intolleranze, perché negli ultimi anni soprattutto le intolleranze sono aumentate proprio per una scelta non consapevole, quindi di alimenti trattati, di prodotti non a chilometro zero, di prodotti che spesso non sappiamo da dove provengono e come vengono prodotti appunto. Non a caso lo slogan che abbiamo scelto per il progetto Mangio Bio Siciliano recita: Mangio Bio Siciliano, guadagno salute, rispetto all'ambiente. Assolutamente sì, e noi ci riferiamo sempre a una dieta che debba essere tradizionale siciliana, ma che segue i principi della dieta mediterranea, e la dieta mediterranea noi la definiamo una dieta sostenibile, un'alimentazione sostenibile, proprio perché sosteniamo le aziende, sosteniamo il territorio, l'ambiente, sosteniamo la nostra salute. Direi di assaggiare anche insieme ad Alessia, perché Placido, se non sbaglio, è proprio lei che si occupa della vendita dei prodotti che tu realizzi. Esattamente, noi a Santo Stefano abbiamo un punto vendita Casaleni Natural Bio, che si trova in via Vittorio Emanuele 77. È un punto di riferimento per tutta la nostra clientela di zona, e soprattutto per chi ci viene a trovare è anche un'occasione per prendere visione di tutta quella che è la nostra gamma di prodotti, che spaziano dai condimenti all'olio, ai prodotti conservaturieri, prodotti come anche il vino, come altri prodotti legati anche alle farine appunto, e quindi lì trovano la sintesi di quello che io produco. Alessia, quali sono i prodotti maggiormente richiesti, quelli più apprezzati? Beh, l'olio sicuramente, la passata di pomodoro, le marmellate, la crema di nocciole di motta, l'agrumella, che è la marmellata a base di agrumi. Insomma, l'olio maggiormente, sicuramente sì. I clienti che abitualmente raggiungono il vostro negozio sono clienti che hanno un'attenzione particolare alla qualità degli alimenti?
Certo, sì, clienti che appunto capiscono l'importanza appunto di questi prodotti biologici, senza aggiunta di cose chimiche, insomma, cose molto naturali, prodotti abbastanza naturali. C'è un prodotto che tu preferisci più degli altri? Beh, il patè alle olive verdi. Placido, l'agricoltura biologica, oltre ad essere di sostegno alla natura e all'ambiente, crea posti di lavoro, crea opportunità economiche davvero importanti. Lo abbiamo visto nel momento della mietitura, con dei giovani impegnati appunto con l'utilizzo della mietitrebbia, orgogliosi di fare quel lavoro e di valorizzare i prodotti siciliani. Io sono convinto perché negli anni ho acquisito anche una parte di competenze anche con la mia esperienza anche di lavoro e mi sono accorto che c'è una parte anche della gioventù che ha tanta voglia anche di realizzarsi, di migliorarsi, di quant'altro. Io personalmente appena ho occasione insomma, di vedere persone che hanno questa grande voglia, cerco quanto nelle mie possibilità ovviamente di tenerle strette e di non farle andare via. E ovviamente questo è importante perché c'è la possibilità anche di dare lavoro. Le condizioni devono essere sempre facili, nel senso che non può, quando si cerca di creare un progetto, di portarlo avanti, esistono tante difficoltà e noi dobbiamo cercare insomma, di trovare le strade migliori per raggiungere l'obiettivo. L'agricoltura biologica è in forte crescita in Italia, quindi non è un settore su cui non bisogna puntare, è un settore che sta aumentando sempre di più nel tempo, arriva diciamo in maniera più lenta nelle aree chiaramente come ho detto prima che hanno subito un forte processo di pressione, di pubblicità industriale e che quindi prende più lentamente, ma piano piano prenderà sempre più piede perché ovviamente nella cultura delle nuove mamme, nella cultura delle nuove generazioni c'è quello anche di mangiare con più attenzione verso la qualità. Tu hai fatto una scommessa e ti occupi della produzione di tantissime cose. Oggi abbiamo visto nello specifico l'avena, come viene trasformata, lavorata per ottenere tante altre cose, ma sfrutti ogni regalo della nostra natura. Allora, io ho scelto di seguire questo metodo perché in base anche a un'analisi che ho fatto anche con persone che diciamo in campo economico, in campo hanno potuto dare soltanto dei buoni consigli. Mi hanno sempre consigliato di puntare sulla biodiversità della Sicilia. In effetti è un punto di forza la biodiversità, perché insomma, contrariamente ad altre realtà aziendali di altre parti d'Italia e d'Europa, la Sicilia offre in porzioni limitate di terreno la possibilità di produrre una vasta gamma di prodotti e questo è un punto di forza che noi spesso ignoriamo e che rappresenta invece una potenzialità enorme. Noi possiamo realizzare da un banale prodotto 3 tipologie di prodotti diversi. Faccio un esempio, da un mandarino e da un limone nascono le marmellate, ma non nasce solo la marmellata, le bucce si possono estrarre gli oli essenziali e nascono un sottoprodotto, nascono le acque aromatizzate, nascono dalle bucce gli infusi che miscelati rappresentano elementi per le nostre tisane. Soltanto da un prodotto esce fuori il succo, esce fuori una marmellata, esce fuori un infuso, esce fuori un prodotto per la cosmesi e un olio essenziale per la pelle. Placido, ci salutiamo con la promessa di tornare nel tuo laboratorio perché abbiamo ancora tantissime cose da esplorare e da imparare. Con molto piacere, veramente. Siete benvenuti. Allora, a presto con una nuova puntata del progetto Mangio Bio Siciliano. Assaggiamo il latte di avena biologico. Ricordiamo, Mangio Bio Siciliano, guadagno salute e rispetto all'ambiente. Io mangio bio siciliano, guadagno salute, sostengo un'economia locale e rispetto l'ambiente.